oscuro drammatico, quasi inimmaginabile, ma reso coerente al punto da farlo apparire reale a chi legge. E forse questa, a nostro avviso, la particolarità del racconto. L'elevato coefficiente di difficoltà che ha dovuto affrontare l'autrice nel gestire la storia ne evidenzia le indubbie doti narrative. Secondo classificato, Paolo da Porto, con Cuore di Zucca,